Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Lacrime e rabbia alla Camera ardente per il giovane Paolo Taormina, ucciso sabato scorso nel locale di famiglia all'Olivella. Il padre dice: voglio incontrare il suo assassino. Giovedì alla cattedrale di Palermo ai funerali. Salvata dall'intervento di un minorenne, la donna coltellata dal suo ex mentre usciva dal lavoro a Canicattini Bagni nel Siracusano. Le sue condizioni rimangono gravi. La vittima l'aveva denunciato, ma non erano stati presi provvedimenti. Incidente sul lavoro nel Catanese, un operaio tunisino precipita da 4 metri e muore senza aver mai ripreso conoscenza. Armi e droga dietro gli episodi di violenza, una dose di crack costa pochi euro, le pistole si reperiscono facilmente. A Mazzara del Vallo 18 arresti in un blitz antidroga. Sicilia all'ultimo posto nel report sanità, qualità della salute e aspettative di vita nettamente inferiori rispetto alle altre regioni. I centri storici di Catania e Palermo trasformati in dormitori per turisti. Le famiglie non trovano case in affitto. I dati allarmanti della CGIL. Alla materna della scuola Pestalozzi di Catania avvistati topi, ma la scuola rimane aperta per le esigenze delle mamme lavoratrici. Calcio, domenica il big match del Catania con la Salernitana, capolista del girone C di Lega Pro. Giovedì in programma l'asta per il centro sportivo Torre del Grifo che interessa il presidente rossazzurro Pelligra. Al Palaureto di Palermo la camera ardente del giovane Paolo Taormina, ucciso sabato scorso nel locale di famiglia Olivella. Il padre rompe il silenzio e dice: voglio incontrare il suo assassino. Sentiamo Marco Cullà. Una coda di motorini suona per accompagnare la bara dove all'interno c'è la salma di Paolo Taormina. Il feretro viene portato al Palaureto per la camera ardente. L'autopsia ha accertato che il ventenne è morto per un colpo di pistola in testa. Rabbia e lacrime segnano un martedì di commozione per Palermo. Arrivano parenti, amici, anche cittadini che non conoscevano Paolo ma che oggi vogliono comunque manifestare vicinanza alla famiglia. Il padre di Paolo, dopo giorni di silenzio, oggi ha detto: voglio incontrare Gaetano Maranzano per chiedergli perché ha sparato e ucciso mio figlio. E poi lo zio che invoca l'aiuto delle istituzioni. Per sconfiggere questo cancro, Paolo non deve morire invano, non deve morire, perché io mi devo dare una pace mi devo dare per mio nipote. E l'unica pace che mi posso dare è che Paolo non deve morire invano. Questo solo posso dire e nient'altro. Un bravo ragazzo che non c'entrava nulla con questa storia. No, non c'entrava nulla Paolo. Paolo era un lavoratore, era buono, era sano, era sincero, era un pacifico. Tutto quello di positivo che c'era era Paolo. Giovedì mattina alle 10:30 si terranno i funerali in cattedrale, sabato sera invece un momento di preghiera allo Zen. Proprio nel quartiere palermitano continuano perquisizioni e controlli da parte delle forze dell'ordine. Si cerca chi ha supportato Maranzano nella fuga dopo aver sparato. Gli investigatori sono al lavoro per capire se c'è un movente che abbia scatenato la follia del 28enne. I cittadini intanto chiedono a gran voce maggiore sicurezza. Domani al Viminale, proprio per questo, Roberto Lagalla e Renato Schifani incontreranno il ministro degli interni Matteo Piantedosi. In vista ci sono misure straordinarie per la città, come ha preannunciato la parlamentare Carolina Varchi, ma anche più uomini in campo e l'istituzione di zone rosse. Dall'altra parte c'è lo Zen di Palermo, il quartiere da cui proveniva appunto l'assassino che vuole scrollarsi di dosso lo stereotipo di quartiere malfamato. Ci sono tante, anzi la gran maggioranza di persone per bene, dice un educatore. Sentiamo Desiree Ferlito. Ma come si può pensare che oltre 20.000 persone siano tutte delinquenti, tutti spacciatori, tutte con le pistole nella cintura? Lo Zen maltrattato, deluso, ferito, descritto come un quartiere malfamato, dove il degrado, la delinquenza e la mafia hanno ormai preso il sopravvento. Ma c'è una parte dello Zen, anzi la fetta più grande dello Zen, fatta di gente per bene, che lavora, che ama questo quartiere e che non ci sta. Si può urlare sulla scorta della rabbia, ma non si può razionalizzare e credere che quello veramente sia
un quartiere fatto soltanto di delinquenti. Lo Zen ha provato a rinascere, a raccontarcelo è Fabrizio Arena dell'associazione Zen Insieme. Per tanti anni lo Zen ha provato a scrollarsi di dosso uno stereotipo, diventando anche luogo di cultura. Ha provato a reintegrarsi, ma senza risultati. La città di Palermo è sempre stata restia. Bisognava investire sullo Zen dalle istituzioni, mai nulla. Un quartiere senza spazi aggregativi, se non quelli delle associazioni, che ha dovuto lottare per avere degli spazi sportivi che poi non sono stati manutenuti da chi avrebbe dovuto. Cioè lo Zen è un posto in cui quelli che altrove sarebbero dei comuni diritti diventano dei lussi. E poi la piaga dell'emergenza abitativa allo Zen, mai nessuna risposta. Il primo intervento che bisognerebbe fare è quello di creare delle sanatorie, assegnare le case, spostare tutto questo nel discorso della legalità, nel campo della legalità. Intanto a Palermo 200 giovani protestano dopo l'uccisione di Paolo Taormina, chiedono una città più sicura, mentre lo Zen continua ad affondare. Questo è lo Zen, è un posto fatto di brave persone che in questo momento sono stremate, stanche, demotivate, si sentono abbandonate, hanno paura perché comunque questa condizione spaventa loro per primi, sono mortificati e che cosa ne ricavano dal resto della città? Fango. Cambiamo argomento. Meno di un mese fa la donna accoltellata a Canicattini Bagni nel Siracusano aveva denunciato l'ex compagno, ma non era arrivato nessun provvedimento a salvarla da morte certa, interrompendo la raffica di 20 coltellate l'intervento di alcuni minorenni. Sentiamo Francesco Aloi. La giovane donna, ferita con 20 coltellate dall'ex compagno, è in gravi condizioni all'Umberto I di Siracusa. Nemmeno la denuncia di poco tempo fa è riuscita a frenare la furia dell'uomo. Per lui, infatti, non sarebbe arrivato nessun provvedimento. Non dobbiamo far passare questo messaggio e dire che le donne sono lasciate da sole, assolutamente no. A sventare l'irreparabile è stata questa ragazza, insieme alla sorella ed al fratello, tutti minorenni. Qui Paolo Passarello, 34 anni, ha tentato di uccidere la sua ex compagna. L'ha aspettata fuori dal lavoro per poi colpirla. Non sapevo nemmeno io come mi stavo tenendo forze, chiamai subito mio fratello e gli dissi che comunque c'era questo qua che la stava pugnalando. E allora mio fratello prese un martello e lo lanciò. Allora lui dallo spavento se n'è scappato. Il silenzio di un lunedì pomeriggio, spezzato dalle urla che hanno sentito tutti. Mio figlio ha lanciato un martello nel vetro della macchina per farlo scappare, è riuscito facendolo scappare a salvarla, perché le sue intenzioni erano chiare di farla fuori, questa povera ragazza. Quindi lui si è spaventato, gli è sembrato, penso, un colpo di pistola, non lo so. La corsa dell'uomo è finita all'ospedale di Avola, dove era andato per farsi medicare alcune ferite alla mano. Il coltello, dalla lama lunga e affilata, lo aveva lanciato nelle campagne limitrofe, ma i carabinieri lo hanno subito trovato. Ora l'uomo è in carcere, a Cavadonna. C'è stato un altro incidente mortale sul lavoro, è avvenuto in provincia di Catania. Un operaio tunisino è precipitato dall'impalcatura di un cantiere da 4 metri. Per lui non c'è stato nulla da fare. Manuela Corsi. Si allunga la scia delle morti bianche in Sicilia. L'ultima vittima è un operaio tunisino di 57 anni rimasto gravemente ferito ieri mentre lavorava in un cantiere tra Scordia e Militello in Val di Catania. Il decesso è avvenuto nella notte all'ospedale Cannizzaro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, dipendente di una ditta di giarre, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 4 metri da un pavimento sopraelevato che stava impiantando in un magazzino della zona di Ambelia. Soccorso dal 118, il 57enne è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro, dove è arrivato in gravissime condizioni, in coma, con fratture multiple e con un trauma cranico. Ricoverato nel reparto di rianimazione, è morto durante la notte senza avere mai ripreso conoscenza. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica e la causa della morte. Nella provincia di Catania dall'inizio dell'anno sono già 14 le vittime di incidenti mortali sul lavoro. Nella regione sono più di 50. E vi raccontiamo purtroppo ogni giorno casi di violenza, l'ultimo quello di apertura, la morte di Paolo Taormina. Alla base di questi episodi sempre più spesso armi e droga. Armi perché una dose costa pochi euro e perché le pistole circolano facilmente. Luca Ciliberti. Accesso facile alle armi e fiumi di crack. Così le periferie delle grandi città siciliane diventano polveriere dove proliferano sacche di microcriminalità che invadono le zone della movida, dove è facile imporre la droga e sempre più spesso la violenza.
Reperire una pistola è facile, bastano poche centinaia di euro. Per i piccoli malavitosi dello Zen, di Brancaccio, di Librino, San Cristoforo, tanto per citare i quartieri popolari più conosciuti di Palermo e Catania, è uno status symbol. Sui social ostentano ricchezza e opulenza, in stile Casa Monica. Oro, collane e vestiti firmati, tutto mostrato con spavalderia su TikTok, dove li vedono anche i carcerati, non si sa come, dai loro cellulari in cella. I soldi per fare la bella vita arrivano quasi sempre dalla droga. Il crack costa pochi euro ed è alla portata dei giovanissimi. Il consumo di cocaina invece dilaga ancora nei salotti bene. E poi ci sono l'hashish e la marijuana, sempre diffusissimi. Lo sanno bene anche delle procure. Durante le sparatorie di qualche settimana fa a Catania, il procuratore Curcio definiva questi giovanissimi carne da macello di chi fa davvero i soldi con il narcotraffico, confermando che bastano davvero pochi soldi per comprare un'arma. Un modello Gomorra con tanto di barbe lunghe esportato ovunque. Basta vedere le foto degli ultimi protagonisti della cronaca, dei killer di Monreale fino all'ultimo arrestato di Palermo. Le operazioni di polizia e carabinieri per il controllo del territorio si moltiplicano. Oggi a Catania è stato scoperto un nascondiglio di armi e munizioni ricavate all'interno di un edificio abbandonato in Viale Moncada, nel quartiere Librino. Ma non basta, il vuoto delle istituzioni lo colmano ancora i clan ed è evidente. A Mazara del Vallo la droga arrivava con i corrieri da Palermo. La piazza di spaccio era in un appartamento di edilizia popolare. 18 arresti. Sgominata dai carabinieri di Mazara del Vallo, un'organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti. 18 le persone coinvolte, 7 finite in carcere, 11 ai domiciliari. L'indagine, iniziata sotto la direzione della Procura di Marsala, poi passata alla DDA di Palermo, ha scoperto una banda che vendeva al dettaglio eroina, cocaina, crack, hashish e marijuana. La piazza di spaccio era stata allestita in un appartamento del quartiere popolare Mazara 2. Al vertice dell'organizzazione un uomo soprannominato il principale, che dirigeva l'associazione definendo ruoli, compiti e turnazioni, delegando al fratello il compito di curare il ritiro e l'occultamento delle partite di droga consegnate dai corrieri palermitani. La casa era dotata di porte blindate e sistemi di videosorveglianza. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati quasi 150.000 euro in contanti, mezzo chilo di eroina, oltre 2 chili di cocaina e altrettanti di hashish, 2 appartamenti di edilizia popolare in cui veniva organizzato il traffico di droga. Numerose le perquisizioni effettuate a carico degli indagati. La Sicilia è all'ultimo posto nella speciale classifica stilata dal report Ambrosetti su qualità della salute e aspettativa di vita, che sono nettamente inferiori rispetto alle altre regioni. Luca Ciliberti. Se i cittadini della provincia autonoma di Trento sono quelli che godono di migliori condizioni di salute in Italia, all'ultimo posto invece ci sono i siciliani. Su una scala da 1 a 10 i trentini raggiungono un punteggio di 9,4, mentre i siciliani si fermano solo a 2,7. Un abisso. Sempre a Trento si può sperare di vivere in buona salute fino alla soglia dei 70 anni, 69,7 per l'esattezza, mentre in Sicilia non si arriva oltre i 56 anni. La fotografia che emerge dal rapporto meridiano sanità dell'European House Ambrosetti presentato a Roma è catastrofica per le regioni del sud. A determinare la graduatoria è un indice che tiene in considerazione diverse variabili che vanno dall'aspettativa di vita alla presenza di malattie croniche fino alla mortalità infantile. In generale si conferma un forte gradiente nord-sud, con le regioni meridionali con valori stabilmente sotto la media. Tra le migliori performance dopo Trento ci sono il Veneto al secondo posto e la provincia autonoma di Bolzano terza, poi la Lombardia. Ottimi risultati, ma anch'esse molto distanti dal primo posto, infatti si attestano tutte sul 7 su 10 come punteggio. Guardando la classifica al contrario, invece, davanti alla Sicilia ci sono la Calabria e poi la Campania. Tra i diversi sottoindicatori presi in considerazione spiccano anche quelli sulle differenze in termini di aspettativa di vita. Un cittadino trentino tende a vivere 3 anni in più rispetto ad uno campano, ad esempio 84,7 anni e contro gli 81,7, e 2 anni e mezzo in più rispetto a un siciliano. Sarà effettuata l'autopsia sul corpo del 31enne Andrea Giuseppe Scicolone, morto in ospedale a Gela domenica scorsa. I familiari chiedono di fare luce su quanto accaduto. Solo 3 giorni prima infatti erano scattate le ricerche, perché il 31enne si era allontanato senza dare notizie di sé, poi era stato ritrovato dai carabinieri, appariva in buone condizioni, ma dopo un giorno è arrivata la morte in ospedale. All'indomani del vertice di maggioranza che ha siglato una sorta di pace armata all'interno del centrodestra, inizia un percorso complesso nel quale anche la nomina del dirigente generale della Sanità, Iacolino, torna in discussione. Sentiamo Maglio Viola.
alla ricerca della quadratura del cerchio. All'indomani del vertice di maggioranza convocato dal Presidente della Regione ieri a Palazzo d'Orleans, si lavora ai prossimi passi che rendano reale la pace siglata dai partiti della coalizione di centrodestra. A prescindere dalle dichiarazioni di intenti, infatti, i nodi che hanno portato allo scontro restano tutti in piedi. Il primo tema è quello della conferma, dirigente generale della pianificazione strategica in sanità, di Salvatore Iacolino, una conferma che potrebbe avere vita breve. Secondo le indiscrezioni, Schifani si sarebbe impegnato con gli alleati a sostituirlo entro la fine dell'anno, probabilmente già a fine novembre, quando la Giunta deciderà un altro pacchetto di nomine. Ma quella di Iacolino sembra non essere l'unica testa posta sul vassoio della pace. Un tavolo tecnico-politico redigerà la legge di stabilità e già questo suona come un commissariamento della Giunta a favore dei partiti, ma dopo aver fatto bilancio di previsione finanziaria 2026 bisognerà rimodulare anche la Giunta. Non un vero rimpasto, ma la sostituzione degli assessori tecnici con esponenti politici per l'ultimo giro di boa prima delle elezioni del 2027. Dovranno fare posto dunque Alessandro Dagnino e Daniela Faraoni, assessori all'economia e alla salute. Infine è guerra sull'abolizione del voto segreto. La maggioranza ha trovato l'accordo per la modifica del regolamento d'aula, ma il PD non ci sta e risponde con un ossimoro. Chiederemo il voto segreto sul provvedimento di abolizione del voto segreto, dice Michele Catanzaro, convinto così di far saltare il banco. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco con altre notizie e parleremo anche della difficoltà nei centri storici di trovare casa in affitto, perché quasi tutte le abitazioni sono adibite a affitti brevi. A tra poco. I centri storici di Catania e Palermo stanno diventando dei dormitori per turisti. Sul mercato si trovano solo B&B e case vacanza. Sentiamo Adelaide Barbagallo. A Catania come a Palermo, ma in tutte le città della Sicilia, è sempre più difficile per le famiglie trovare una casa in affitto. Sono tutte offerte per periodi brevi, quindi destinate ai turisti. I centri storici si svuotano di residenti per lasciare spazio a B&B e alloggi vacanze. Drammatica la fotografia emersa dall'incontro organizzato a Sunie e CGIL Sicilia a Catania. Nelle piattaforme immobiliari a Palermo nel 2023 l'offerta di affitti lunghi è di sole 595 unità contro quasi 6.000 affitti brevi. A Catania appena 252 case disponibili per affitti lunghi contro i quasi 4.000 brevi. Le famiglie o chi cerca una casa per viverci, quindi per un periodo congruo, non trova nulla sul mercato o trova pochissimi alloggi a canoni sostenuti. Aumentano i prezzi e pure gli sfratti. La Sicilia ha un punto di non ritorno. Per la CGIL occorre subito una legge regionale che faccia ordine e dei fondi per aiutare le famiglie. Penso alle tante famiglie con tanti minori, a situazioni in cui ci sono anziani, dove perdere la casa è una delle, credo, tragedie più grandi che una persona nella sua vita possa vivere. La situazione, dice la CGIL, rischia di cambiare definitivamente il volto delle città con un turismo che a lungo non sarà più sostenibile. Alla scuola Pestalozzi di Catania, nel plesso della Materna, sono stati avvistati dei topi e i genitori sono molto preoccupati. Sentiamo Simona Mazzona. Non è la prima volta che all'Istituto Comprensivo Pestalozzi, in questo plesso della Materna, vengono avvistati topi. Siamo al villaggio Sant'Agata, quartiere periferico di Catania. Genitori esasperati hanno contattato la nostra redazione per segnalare non solo la presenza di ratti, ma soprattutto che il plesso rimane aperto per i piccoli alunni. Questi i messaggi inviati dalle maestre alle mamme. Il plesso rimane aperto perché molte mamme che lavorano hanno l'esigenza di avere i bambini tutti a scuola. È compatibile un plesso dove è stato avvistato un topo che resta aperto e la presenza di bambini molto piccoli? Allora, è compatibile col fatto che il comune è già intervenuto, stiamo seguendo l'iter normale, quindi c'è stato il sopralluogo, hanno messo delle trappole. Già 2 anni fa si era verificato un episodio simile. La scuola non è rimasta inerte e ha contattato il comune, che ha installato trappole in sicurezza all'interno e all'esterno. La presenza di topi qui è dovuta dall'inciviltà di chi, transitando a velocità, getta sacchi dell'immondizia a ridosso della scuola e spesso anche dentro al cortile, nonostante le telecamere installate in zona. Questo è un problema reale, ma la scuola è qui e sono loro che devono smettere di mettere la spazzatura accanto alla scuola. Quindi forse dovremmo trovare un modo per far capire che dentro ci sono dei bimbetti.
La dirigenza della scuola fa sapere che se nelle prossime ore l'allarme non rientra, i bimbi verranno trasferiti in altri plessi, mentre l'assessore comunale alla pubblica istruzione Guzzardi spiega che per protocollo, dopo l'installazione delle trappole avvenuta lunedì, occorre attendere circa 3 giorni per intervenire nuovamente. Illustrato oggi a Palazzo dei Normanni il percorso terapeutico per assistere le donne affette da endometriosi, una patologia cronica e altamente invalidante. Marco Gullà. Sempre più donne sono affette da endometriosi, una malattia comune che influisce anche sulla fertilità. Questa mattina a Palazzo dei Normanni a Palermo è stato presentato un percorso diagnostico terapeutico assistenziale per garantire un approccio uniforme, multidisciplinare e territoriale alla diagnosi, alla cura e all'assistenza. Un giorno importante per la sanità siciliana e per le donne affette da endometriosi, perché oggi presentiamo il percorso diagnostico terapeutico assistenziale dedicato alla paziente che soffre di endometriosi. Da 60 a 80.000 donne in Sicilia soffrono di endometriosi, hanno dolore e infertilità. La gestione di questa malattia è ad alta complessità assistenziale, con ricadute cliniche e sociali importantissime. Questo evento oggi è un evento importantissimo, direi storico, perché con questa presentazione del PDTA regionale dell'endometriosi è un grande progetto della sanità pubblica siciliana, ma è un grande progetto per la salute delle donne, perché la ricaduta che avrà, cioè nel senso di poter finalmente ridurre al minimo quel ritardo diagnostico dell'endometriosi, che come sapete è una malattia cronica infiammatoria. Curare l'endometriosi non è soltanto una questione sanitaria, ma un dovere sociale. Io sono felice perché da primo firmatario di questa legge vedo adesso realizzata la legge attraverso anche il PDTA, che in pratica rappresenta il modello organizzativo che il sistema sanitario offrirà a tutte le donne per poter affrontare la malattia, poterla combattere e poterla vincere. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva, perché il Catania si prepara alla sfida con la capolista salernitana. Tra poco. E siamo al calcio, è la settimana che precede la sfida alla capolista salernitana. Il Catania però deve giocare un'altra partita, quella di Torre del Grifo. Francesco Triolo. È una di quelle settimane da circoletto rosso per il Catania, una di quelle che nell'arco della stagione può incidere in positivo o negativo. Dal campo all'extracampo. Giovedì si aprirà l'asta competitiva per Torre del Grifo e la società rossazzurra ha già presentato un'offerta da 4 milioni di euro, ma dovrà attendere la mattinata del 23 ottobre per verificare la presenza di altri offerenti ed eventualmente effettuare la proposta al rialzo. Rilanci che dovranno essere da 250.000 euro. Dal 24 al 30 ottobre un soggetto terzo che non abbia partecipato a questa fase può presentare un'offerta in aumento del 10% rispetto al prezzo stabilito dal 16 al 23 ottobre. Domenica poi è il giorno della sfida alla capolista salernitana ed i rossazzurri hanno l'occasione per accorciare sensibilmente sul primo posto in classifica, un'attesa che si registra da giorni in città, tanto che la curva nord è sostanzialmente già esaurita. Sul fronte squadra filtra cauto ottimismo circa le condizioni di Emanuele Ciccerelli, uscito dal campo sabato al 33esimo per un problema fisico. Da verificare anche le condizioni di Forte, quanti minuti avrà nelle gambe Caturano. Qualche novità potrebbe esserci sulla tre quarti con Toscano, che però ha tutta la settimana per verificare le condizioni dei singoli e studiare le soluzioni adatte in vista del match contro la Salernitana di Peppe Raffaele. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e vi auguro una buona serata.